E ora mi diceva, se partia l'11 novembre. Il giorno di San Martino. Si ricorda proprio il giorno? Parliamo, sì, mi ricordo qui. È il vecchio, dirò, che delle robe queste, magari che la memoria, ho passato tanti anni, sa lo so. Di che anno sia? Indovini. Mi faccia che si muove, li so già che mi sono di 5. Però non li mostra assolutamente, non li io li seria 89, super 89. Il mio ringraziare signora perché ho cominciato da 12 anni, che era tornata a lavorare in marzo, il 4 marzo compì gli anni, e al 5 era mia mamma, c'era 3 orfanelli di Roma, 6 anni fa, e sono andata a lavorare in fabbrica. Cioè da chi? E allora dal marzo e sono scampati in novembre. Già a 12 anni ha cominciato a lavorare in fabbrica? Sì, loro metto là dentro di 12 anni. Qual è il stabilimento del Crocetta del Montello, era Canapificio Veneto. Canapificio Veneto. Questo è un altro discorso. Quanti eri per curiosità operai là dentro? Prima di avere la non era grande. Sì. Era grande, non so dirvi, insomma, era... E per chi eri? Antonini Ceresa. Era Antonini Ceresa. Buonasera. Ecco, e ora è Augusta Bellò praticamente, classe 1905. Ha detto che si ricorda proprio il giorno in cui siete partiti. Perché si ricorda che era il giorno di San Martino? È l'11 di novembre. Sono partiti che si stia a parte di sua strada di Cornuda, quella che va alla stazione e che si andava a Col, e sono partiti, sono andati al Tivoli. Campari, perché non si sapeva. Con cosa siete partiti? Con le in dialetto, cioè le bestie, gli aveva messo col carro, con le vacche, e pitate portare via roba da vestire, perché se così andare via 3 dì, e bisogna via 3 giorni dopo le fini della guerra. Allora gli ha messo un po', gli ha messo non so cosa, e avevo lasciato tutta la roba da vestire. Tutte là sono partiti e sono andati al Tivoli. Ma come la riporta via pomi? Come se la riporta via sul carro? Ha messo un pomi da mangiare perché serviva per via 3 giorni. Hai messo roba da mangiare? Roba da mangiare. E se no avevamo lasciato la casa piena. Ma tutta la casa piena è rimasta quanti c'erano lì? C'erano 3 sorelle, mia mamma fa 4, in 11 e 12 perché una volta le famiglie era più unite di noi. 11-12, il papà era morto? Sì, c'erano tutti orfani, anche la Camesia. Come si chiamava il papà? Enrico Bellò. Ma originari da dove Bellò, per curiosità? Qua da... Quindi io ho un amico che si chiama Emanuele Bellò a Treviso. A Treviso? Non avevi parenti a Treviso? Che le pochi qua, non anche mio solo dove ti viene fuori, ma insomma se aveva dei parenti, ma che porta il nome di Os era in pochi, insomma. Infatti proprio a Treviso. Sì. Io dicevo che veniva fuori da Val Sugana, da chi non so allora perché ciò, ma insomma. Vabbè. Così. E suo papà era detto, e sua mamma come si chiamava? Antonia. Poletto. Bonetto. Di che classe ieri? Si ricorda? Poretta mio, non so quanti aveva, non mi ricordo di quanti anni che l'aveva. Se no, la che ho fatto il conto l'altro giorno che ne avrei 100, perché se mica no 89, e mia mamma che ne avrei 100 per dare un'idea, ecco. 110? Ma allora mi aveva 12 anni, mia sorella che aveva 10 anni. Sua sorella più piccola come si chiamava? E che altro 7 anni, poretta. Come si chiamava sua sorella? Carolina. Enrica. Enrichetta. Quella più piccola era Enrichetta. Ecco. 3 sorelle erano. 3 sorelle. Solo. Sono andati via profughi. Una è morta in Lombardia, perché prima il Tivoli, dopo sono andati in Lombardia. No, mi conta il momento, dopo, arriviamo dopo in Lombardia. Quando che si partì, chi aveva detto di partire? I tedeschi, i soldati nostri italiani, perché i tedeschi ormai era il ponte del Piave. Era i tedeschi no che era il ponte del Piave. E gli evilisti a dire presto che ormai fa saltare il ponte di Vidor e i tedeschi di presto ma le partivi e l'atti. Cosa si ricorda di quel momento che si partì? Ma non era, se era da ogni ora mi pare impossibile, ma dice a parte 3 giorni.
Loro 4 giorni sono andati via anche, volentieri sono andati in Tivoli. E io non vi credeva come dentro le valli, non pensavo non pensavo che fosse una guerra così, nessuno. Ma non avevi sentito che venivano avanti questi tedeschi, non avevi sentito dire? Ma le notti chi mi ha detto che viveva i tedeschi, le notti mi ha svegliato e alla mattina via sveglia. Ma chi si veniva a svegliare? I soldati italiani. I carabinieri o soldati? Soldati nostri. I gabatù a porta? Perché loro, ormai i soldati venivano su, perché diceva ormai vabbè che sul chiave, e allora gli venivano su i soldati, e no, anche se mia via si incontrava tutti questi soldati, non vedi che roba, ma erano tutti i soldati fuori a piedi, no, non era quel che era adesso. E così sono andati. Ma dove li incontrava? Chi andava su o chi tornava su? Lui veniva su verso il piave, e non altri sentendo che mi ha portato ora io messo il carro con queste bestie, e non altri a piedi a caricare su un po' di farina, un po' ma no, roba da vestirmi, chi lo guidava il carro? Allora c'era cugini, c'era una famiglia. Un'altra famiglia che si chiamava? C'era due famiglie. Due famiglie, e loro c'era una volta, c'era tutti insieme, ma su due famiglie. E dopo sono morti tutti, io ne ho persi i miei. No, vedi, l'altra famiglia. Di chi era l'altra famiglia? Come si chiamava? Sempre Belò. E del nome? Sì. Capofamiglia, chi era? Perché erano morti tutti il nome Angelo, quello aveva il nome. Ma è stato il signor Angelo a mettere su le vacche a fare via le bestie? No, la vedova. Era morto anche Angelo? Sì. Ma le cose gli erano morti, sti uomini, tutti e due morti. Poi di malattia, una volta che era il tipo, era le polmonite, non era quelli che erano. Sia suo papà che suo zio gli erano già morti? Sì. Giovani erano? Dove mio papà aveva 33 anni. Ed è cosa è morto ora? Che veniste alla polmonite. Lavorando? Il lavorista era capo, era un bello menetta fuori. Su 8 giorni di morte. Era in stabilimento anche lui? Era in fabbrica anche lui. Sempre da Antonini Cerese? Era capo, era un menetta, insomma, così e basta. E invece il zio, da cosa si è morto il zio? Quello è morto ancora prima che non... da una malattia di non ecco così, o polmonite o perché era così, ma sì no. E ora invece un cugino mio si era al Tivoli fermi e lui tornava a casa onde che si abituava a partire da mangiare e le restava qua. Da chi? Dai bombe di tedeschi. Ah sì? Come si chiamava il sottodato? Giuseppe Bello. Quanti anni avevi io? E l'avevo 16-17 anni. E con cosa si tornava a casa? A piedi? Il l'ho occupato? Sì, ma lui con cosa è tornato dal Tivoli a casa sua? Andava con le bestie. Ah, sempre per bestie? Con le bestie col carro? Col carro portò robe. E lui resta morto, allora quelli che erano assieme l'ha portato in morte anche a noi di. Dove lo vai portato? Lo va portato col carro? Lui gli ha portato. E si era visto tenere a casa sposato morto? Non mi ha fatto neanche vedere, no altri. No, c'era lui nipote. Chi era che l'ha accompagnato allora? Chi era insieme? Con chi era insieme? I soldati ha portato su, lo ha portato. Lo va portato a casa? Perché loro assieme di lui era anche un altro dei miei parenti, allora stavo così. Si era fatto niente? Ma guarda, non mi ricordo neanche più questo. Insomma mi ricordo tanto, ma ciò avevo no, vabbè, magari. In ogni modo. Sentivo. E dopo quello di un altro qualcuno resta morto. E quanti erano i nipoti, i suoi cugini? Quanti erano? Tre sposati e tre tosi, era una familia. I nonni non erano ancora vivi? Erano ancora vivi? No. Con voi sono scappati anche i nonni? Sì, perché lei è morta dopo visti casa da guerra, che sono andati a stare su a casa ancora senza porte. Con le querte messe su sulle porte. Quando tornava su a casa vecchia, era tutta rotta? Era ancora, io ma gli aveva cavato i miei balconi, gli aveva spaccato, ma il querto non era nostra, era in affitto. Però, e dopo sono stati là a poco e dopo mi tocca andare via perché la casa era... impraticabile. E ora c'era sotto Paroni ora voleva farsi pagare dalla guerra, avanti che parricciasse la casa così. E dopo, chi era come mamma, poi sono andati dentro in fabbrica, che sono visti casa, e mi ha portato dentro un cammino di stabilimento, e insomma forse dai, gli ha dato una casa qui della ditta, e allora insomma c'era in tanti su questa famiglia, cioè non si sapeva dove andare, finché dopo finché non trovato un'altra casa in affitto,
E così erano momenti. I padroni che aspettava a guerra, rimborso dei soldi della guerra, dell'affitto, chi eri? Qui che eri in affitto, quando si ritornai sulla casa vecchia, chi era? Erano i padroni Tenderini da Cornuda. Tenderini? Tenderini da Cornuda. E era un signore, insomma? Era signore lui, sì. Io capito. Sì. Insomma, così, si scampai tutta questa grossa famiglia, tutti con un carro solo, vedi? Con un carro solo? Quante bestie che vi portati via? 2 bestie. E le altre in stalla sono rimaste? Dopo stare là, i soldati li ha portati via, li ha occupati, basta perché non c'era una famiglia che aveva tante bestie, che ci sono state altre domande di sì. Ecco. E qui capisce fa qualcosa di che domande? Ma dopo erano andati su per trovarle, ma i soldati li aveva portati via tutta. E non vi fa niente ora? No, non ci fa niente altro. Ma ieri contadini, altri o operai? Se erano operai che si lavorano in stabilimento, quello anche le tose, le mamma. E mie cugine dopo. E se no si aveva in affitto, gli aveva un po' di terra a metà, perché loro una volta diceva che pintai il panoce, mettano altri e metà. Così è sempre sotto chi era il vostro padrone? Tenderini. Sempre tutto a casa, era sotto Tenderini. Ma dove è la zona giusta? A Cornuda? Abitavate a Cornuda allora voi? No, altri si era sul confine. Adesso non so spiegare poi, perché mi stava sulla strada, non sapeva dove sta Covolo, per andare al Piave. Sì. Viene una strada che va diretta a Cornuda, prima di andare al ponte del Piave. Sì. E non ha triste strada che a parte là, ma oltre a metà strada, si era tra Cornuda e Covolo. Ma questa strada che serviva era questa via diretta dal Piave. Allora il medico... Eri in campagna, va? Sì, in medica? Sì, è bene per andare a lavorare, se era proprio in mezzo alle campagne. Quanti chilometri sarà qua da stabilimento? Da qua e là, da dove abitavi Valtri allo stabilimento? Era lungo il tocco di strada, e fai conto come da qua e andare, non so, a Viale, le salone che Viale, qua, se aveva un bel poco di strada da fare. Facevi a piedi, insomma. Ho capito. E quei galoppeti, con quei ciodi, quei brocchi sotto. Ma non è impossibile. Eravate sotto Covolo praticamente, più che sotto Cornuda. È comune che da roba. Cos'era morti me portai a Covolo. È come spirituale per andare in chiesa e essere battezzai a Cornuda. Si era proprio sul confine. E a scuola dove andavi? A Levada, a Unigo, a Levada, all'asilo mi toccò andare a Unigo, ma ciao che lunga, allora non sono nati perché si era Massacei e se quei galoppeti e più come se non si poteva andare, insomma. A scuola invece si andava a Levada. Adesso ho capito la situazione. Sì, è così. E ora si andate via di notte o di mattina si partiva? Di mattina, presto? Si partivi, sì. Pioveva? Alle 4 io mi stito a sbriarmi che andavo via. No, non pioveva mia, e ora sono andati al Tivoli. Camminando, era a camminare? Sì. Montai sul carro, non era nessuno? No, perché a caricarmi non aveva corretta. E dopo con un po' di roba come si fermo, anche non sono andati via. Quando sono arrivati al Tivoli, sono andati su una casa e in vista c'è un'altra cosetta così, avevo fatto peccato, però io era pieno di soldati. In era una stanza. E allora, in un'altra cosetta sotto il letto a dormire. Mia nonna e gli altri più vecchi mi diceva, mia mamma prima in letto, 9 die, cose che non avevano passato. E erano tutti inglesi d'ora, perché erano i soldati inglesi, e erano inglesi, poi erano tutti contenti perché la immediata cioccolata, immediata tutto, pare impossibile. Dopo un mese sono era San Vito di Altivole o al Tivole? Al Tivole. San Vito di Altivole era più avanti. Era dal Tivole e era inglesi. Al Tivole. Sì. Eri inglesi o scozzesi? Era inglesi, era scozzesi, quei porti, così. Belle ricordi. E cosa diceva questi tipiche cotole? Ma gli avevano cotoletti tutte piegate là, cos'era che scozzesi? Ecco, questi. Ma insomma, ma cosa importa che non altri trovetti morivano bene, che non so, in idea di tutto. Cioè, oppure che non aveva essere cantea. Chi cantava? Signor proprio Fedeli. Voi cantavate? Ho cantato
E dopo sono andati proprio... E cosa cantava? Le canzoni nostre che invece di noi. Cioè, veniva in mente una per dire cosa. Che canzoni era che cantavi di più di tutti? Con quale era c'era là o il tipo? Maria Santa Benedetta, adesso dopo mi viene in mente. Dopo cosa viene in mente? Beh, ma a vedere. Sì, ho cantato tanta, ma tanta proprio, e dopo sono andati in Lombardia. Ecco, no, e fin quando si stai là, prima di andare in Lombardia? Sono andati a novembre, mi sono andata via in aprile dell'anno del 18, perché avevo un zio in Lombardia, allora mi ha chiamato a parlare, allora sono andata via. No, che vi mandavi? No, allora dopo... E su sta casa al Tivoli, che erano tante altre persone? Oltre a Valli. Era pieno di soldati, no, dei profughi c'erano altri, tutti, e anche un'altra famiglia nostra di Roma, no, parenti così, insomma, se dormia per terra. Dopo meglio dei profughi. Ah, sì, ecco, se dormia stavo per terra, quei per terra, ciò e un po' che le poi era pieno di soldati, sì. La casa stessa, era piena di soldati anche la casa? Era soldati, poi era pieno di soldati, perché i soldi giù, perché la guerra era quasi piave. No, capito. Ma anche con andavi via Valtri l'11 novembre, che era gente che veniva su, soldati che veniva su? Sì, incontrai i soldati. E allora mi diceva che con il presto a camminare, se no magari i soldati porti tutti a piedi, con questi zaini, e no, altri se camminare, ciao, mi pare neanche avere altri soldati. Se pensi che devo vedere, vieni. Buongiorno! Buongiorno! Ad aprile sono partita e nessuno vi ha mandato via. No, io mi ha chiamato il Tivoli, in Lombardia, a Telio, provincia di Sondrio. Che paese? Telio, è il nome, è il paese, provincia di Sondrio. Telio, mai sentito? Sì, è proprio, l'era vicino perché presto andare a Kosovo in Svizzera. Ma si comincia con la T come Torino? Telio, sì. Telio, Torino, Empoli, anche se era Telio, provincia di Sondrio. Di Sondrio, perfetto. Provincia di Sondrio. Questo suo zio come si chiamava? Giuseppe, Bellò sempre. Piero Bellò? Sì, era guardia di finanza, lui dopo era in pensione, poi mi ha chiamato altri. E insomma sono andati là, sono andati in una maniera, dopo mi ha trovato un posto da profughi e così. E là come si passa a Telio? Insomma, pensate che non vedeva niente, non so cosa che mi passasse, il pan è cosa perché non sapeva niente, niente. E dove che si beveva l'acqua, che era acqua di fontana, i fiei gos così perché era un'acqua pesante. Gli era tutti quel gos così, e ora non si voleva a bere l'acqua, perché si aveva paura. Ma era colpa dell'acqua? Chi aveva il gos? Era proprio l'acqua pesante di questo paese? Sì, era tutte montagne. E cosa bevevi ora? Cosa avevo? Si beveva poca. Eri vicino al confine a Svizzera ora? Sì, ma allora bisognava venire dopo, che non arrivati su, era Tirano, l'ultima città, che dopo era la Svizzera. Ho capito. Ma insomma... E cosa facevi là tutto il giorno? Poi talmente anche scendeva a legna su per il bosco per far fuoco. Allora mi veniva a legna e mia mamma porta la via Catana un posto a Tirano andare a servire. Era andata presso rete come si via là, è andata a ciapparsi per mangiare così, e abbiamo provato tutte, insomma altro che adesso. In qualche maniera devi passare l'anno della guerra? Sì, l'abbiamo passata, sì. E nessuno gli diceva niente che andavi a legna e portavi via legna? No, perché se andava a montagna con il permesso del comune. Sai che era le guardie che ha tutte queste legne, e allora non era che se andasse a fare danni, si poteva tutta la roba secca, tutta la roba, e allora se passi no, poi ne metteva le spalle e dopo... Le pastorbe. Chi le metteva sulle spalle? Quei pigliacci che non entravano, perché la facilità è in modo da portarla a casa. Ma vi erano tanti profughi allora? No, c'erano altre due famiglie. Perché aveva dato permesso di andare su, non so che, ad anni, no? Sì. Ho capito. Così da.
Maria però ritrovare la gente, guarda se è stato il Signore mi vuol bene, avevo trovato una famiglia che mi voleva tanto bene corretta, un'amica che mi tenia come una sorella da mi portare al ben di Dio da mangiare. A Telio? Sì. Come si chiamava questa amica? Questa, lei era, il nome della nome Angelina ma non mi ricordo più il nome, insomma. Sì, era una vicina di casa, insomma? Sì, che la mia conoscevano altri là e ora la salita che si era lontana per venire da vera andati là e mi voleva bene qualche cosa. Vi davano da mangiare, andavi a mangiare a casa sua qualche volta? No, se mi portava là qualcosa da mangiare, dopo il governo, io so che mi avessi passare se un lapis, ma poca roba, ma in ogni modo non andrei sempre contenti se veniva capolita e formai per la un sussidio vi dava come? Gli aveva un sussidio, qualcosa sì, in ogni modo non sono mai morti da fame, sempre. Ho capito. Altro che poi che mi ho aperta in questa casa una sorella di 12 anni, di 10 anni lei è morta. Eravate in 3 sorelle, una di queste 3 è morta? Una lei è morta, sono arrivata a casa in do. Sono arrivata a casa in do, dopo un anno è morta l'altra mia sorella perché la ciappava le arie, non so cosa. È stata indissata la gamba, insomma è stata andata avanti non so un anno e dopo lei è morta da meningite. Non c'è più una, le ho provate tutte. Ma come si doveva ingessare le gambe, come mai? No, Era cascata per terra? Era vista mai sulle gambe che non era buona da camminare, quel mal che l'aveva ciappato anche le gambe. E invece l'altra sorella morta su una è morta a Telio? A Telio, e la poretta qui la seppellita su una busa randa come che metti là e via. E un'altra sorella che sono vista in casa, quella la malaria. E su poco è morta anche quella. Qui in fondo come si chiamava? Carolina. Carolina è morta a Telio. Enrica che è morta. Qua a Treviso, qua a Covolo, sì, Carolina Enrica. Ma vuoi dire, non l'ha messa con una cassa, sì, a Telio, sua busa? Sì, gli ha messo una cassa, ma tutti su, una busa grande e butta dentro là e dopo per via. Ma era da dove che si stiano e per andare al cimitero, ma è lunga, se vedeva che roba, si pareva proprio come, non per capire questo mondo da essere qua in Italia. Eppure pare impossibile che ogni paese abbia tutti altri modi, altri usanze. Era tanto diverso a Dise? Non da parlare. In che senso era diverso? Ma la gente poi era tutti buoni loro. Ma tutti montagneri, io ero proprio in mezzo alle montagne, tutti con sti gossi, io avevo le camicie qua con sto gosso, ora per non mi voleva altro. Insomma, dopo si erano fatti che sono in casa. Perché c'era anche una certa impressione ora? Ah sì, e si aveva anche paura perché non si beveva poca acqua, perché vedeva che era l'acqua pesante. E cosa bevi? E perché si aveva questi gossi. Cosa bevi? Vino? Se beveva poca, in ogni modo, ma dirò, anche lui era ciappato in baldi, insomma, non pareva neanche strani. Non serviva la mia casa, non arrivava a mangiare. Ma sua amica, tu sei sua amica, anche qui aveva il forno, il fiattan. Bevevi il gozzo qui? No, qui no, ma diceva che a bere l'acqua, a bere tanta acqua, veniva sti gossi, allora io avevo delle bimbi, a chi poteva che le assoria, insomma, allora si beveva poco, così. Hai aveva il forno la sua amica, aveva il forno? Sì, aveva il forno, vendeva pani, aveva negozio come anche. Stava bene? Ma proprio come voleva ben corretta, sì, che mi portava di tutto. Ho capito. Ma guarda, non fai per dirlo, ma sia andata per qua, sia andata per l'altro, ha sempre gente che mi vuole tanto bene. Non aveva visto ora venire a casa, insomma. Sì. Ma è già morta di spagnola, cosiddetta? Sì, no, c'era febbre spagnola, che è vista a casa qua. Come la malaria era come se penso loro della guerra che erano stati tutti affari, la malaria è che lei è morta fuori. La spagnola, non malaria. Spagnola era. La spagnola, sì, cos'era? In che stagione sei morta? Dopo quanto? Siete tornata? Sono stati neanche un anno e poi Madri, si tornai subito dalla guerra? Dopo
dopo, quando che finì la guerra, non serviva allora la mia casa perché là e allora se era settembre, gli avevano le querte per le porte, e non vedi come in che maniera. In che mese si Ma se era in affitto dei baroni. In che mese si uvinò in casa? Subito finì la guerra o dovevi aspettare l'anno dopo? Dunque, noi sono andati via del 17, il 18 sono in casa gli ultimi del dopo, appena finì la guerra. Era ormai quasi inverno, insomma? Sì. L'anno verso l'inverno? Sì. E questa casa tutta sbusata? La questa ancora manco mai, ma senza porte e senza vedere che roba, Maria Verdi. Ma noi altri contenti stesso. Pur da essa casa? Pur da essere la casa nostra. Ma era bombe per la strada, per il campo? No, era la strada grande, che quelle non era toccate, e se era fatto in mezzo alla campagna, non era gente là, non era fontane. Mi tocca partorare da bere, mi tocca fare una strada, così per bere acqua. E dove andavi torno? Se no era la Brantella, c'era il canale della Brantella, la Brantellona, la Brantella che passa per qua, quando a un certo punto veniva un canale che loro li girava per là e manti scendeva a tornare per là. Ma prima della guerra dove andavi a tornare l'acqua? Prima della guerra? Stesso, non avevate l'acqua? Non era acqua per noi. Un pozzo. C'aveva un pozzo ma se pioveva. E se no, niente da fare, mi toccava fare tanta strada per andare acqua. E dove andavi torna? Era la Brantella. Oppure? Allora era il bidogno che si portava sulle spalle, quei 6. Allora fai conto come da qua è andato quasi al Ponte di Romani per tornare l'acqua. Così. Ma dove sei i Ponti Romani? Che non lo so. Ponti Romani qua, adesso tanto che io vedo, che nel crocevia che va, una va a Ciano, una va a Novare e va diretto a Montebelluna. Là si chiama Ponti Romani e quella lì. Ah sì? Ma lui da dove viene quanto tempo? Treviso. Allora, non conosco la zona. Treviso. Ma ascolta, ma l'acqua sino a Sobrentella o dove andavi torna col bigolo? Sobrentella. Sempre Sobrentella? Sobrentella. Bevevi l'acqua della Brentella? Io sono là. Ho capito. Sì. Sì, ma era un'acqua bella. Sana? Sana, sì. No, faceva mal di panza quello. No. E il gos? Per fortuna no, sono fatti tutti bene. Ma insomma questi di casa, a casa era ancora in piedi? La casa era in piedi, sempre essere in affitto, ma non vedi che condizioni. Quanto distante si era in linea d'aria dal Piave a sua casa? Quanti chilometri sarà? Sono stati quanti? 3 chilometri? Sono stati 3 chilometri, perché questa strada diretta per tornare sul Piave. Strano che non sia stata buttata su a casa, che non sia stata colpita. No, non è stata buttata su. Ma i Gasparana, si sa che Gasparana no, da averla fatta dopo. Ma gli aveva portato via tutti, gli aveva spaccato fuori tutto. Ma è certa come allora altri sono andati là e dopo piano i paroni li parecchia alla casa e il signor Fata che piano sono andata entro in fabbrica mia anche a mia mamma. E dopo con gli altri tempi mi ha dato una casa. Ho capito, ma voglio dire, la terra che era pallottole, che era morti, che era niente? No. Tutta pulita la terra? Sì. Non avevo bisogno di essere sistemata? No, perché guarda, quando mai sono campati che ormai dove si era il Piave, dopo là era tutti via, non era più. Anche gli alberi gli era su? Sì. Ora. Cosa facete? Io qua in stabilimento, che dal cane, vodi, pure il filo e il spago. Che ho uscito qua? A tu fa? Che ho? A tu fa? Scusa, Capito? via subito per A tu porta via? No, ciao! Funzionava questo lavoro qua dentro la sua fabbrica? Arriva il canape. Arrivava delle balle? Delle balle del canape. Da dove era la ferrovia? Arrivava la ferrovia? No, gli aveva la sala dove pure queste robe, aveva le macchine di fea. Il mio fuori che fai tutta a vedere, dopo era le macchine che fea. Insomma, andava a finirlo che passava in cultura per spago. E da spago dopo passava dalla nomenclatura dove che c'era i gomitoli, dove che era bello, ora tanto niente. Ma era rumoroso? Era in macchine, sì, era macchine, ma no, proprio che dasse, era
le macchine, filatura, prima dove che arriva sto carnivo, dopo erano le macchine che bisogna vedere cosa che veniva fuori da là, e dopo da là era che altre macchine che come fila dirò. E dopo man mano veniva su che era la cultura che il spago, dirò, le macchine che sia di tante qualità, e dopo arriva su in sala nostra dove era la spattura che sia le marasse, e dopo la comitratura dove si feia i vitoli. Ecco. Sì. Va bene, casomai dopo mi dirà altre robe al prossimo. Trovate via, siamo sotto Crocetta, sì qua. Crocetta numero 138 qua. Via Rizzo. Via Rizzo. Ottimo. Così? Pretose? E il dato ti vedo. Perciò che l'ha vista qua adesso. Sua mamma, lei era Micchiola, che è 10 anni che l'è morta. E lei quando si è sposata lei? Aveva 22 anni. 22 anni. E suo marito è morto? Povera se l'è morta. Aveva 22 anni che l'è morta. Anche quello? 22 anni. Come si chiamava? Giuseppe. Giuseppe? Fornasier Giuseppe. Fornasier Giuseppe. Ieri era un operaio anche io alla... Sì, la lavora anche lui, sì, era un lavoratore bravo, buono. Tutti abbiamo le nostre cattiverie, per l'amor di Dio, ma insomma, a sapersi compatire, cioè aveva 4 figli, andare a lavorare. Se ne alla sirena, tu sapeva chi dargli lì, quel momento del cambio, signor. Perché lavoravi tutti e due, lavoravi? Sì, tutti e due. Con 4 fiori? Con 4 fiori. E abitavi dove? Qua. Sta bene a casa qua? No, prima c'era su una casa lassù, serve che ne aveva 2 fiori e qua che ne nascerono altre 2. L'avessi fatta altri sta casa? No, lei era sua della fabbrica, del stabilimento, e dopo la comprava a Mesenaro, questa casa qua. Sì, ma solo che eri l'ultima, che sono andata dentro sul Branteon che i soldati mi soldati. Perché si cascava dentro il Panteon? Sono andata dentro con una mastica di acqua perché fontane non era qua, di sera, su una sicca di acqua impiantata a testa e sono andata dentro sul Branteon, non ricordo mai il signor Mure. Sono andata che era Rio a fare il bagno su per qua, chi era soldati, chi era... Beppi Bellò quindi? Sì. Ma era già tornato a casa una volta? Cioè... Uno era a casa, le in casa e dopo le via, uno è morto sotto le bombe che era foresta veniera. Mi ha capito. Così. E lei sta sotto il occupare, lei era dentro sua casa, non nostra, una pindò da vicino dove trovava la sua roba per mangiare. Si chiamava Giuseppe, era tornato a casa sua con le bestie a prendersi qualcosa. Sì. Ecco, era assieme a qualcun altro? Sì, con un altro suo cugino di lui. Come si chiamava? Mi pare che lei aveva nome... Con un altro suo cugino? Giovanni. Insomma. Posso sentare bene qua? Per carità nostra, non me ne fa robe Boh. Ecco. No, manca di alzo. Come la vedi? A moglie si ricorda. Perché non è... Giovanna cosa? Nana? Marotto, quella Marotto. Che nonni che vennero profughi con voi? I nonni, si ricorda? Con altri è venuto i nonni, mi ha detto profughi. Sì, aveva nome Regina. Regina cosa? Era di cognome Marini. Sì, che adesso era Bellò, che si Bellò. E il nonno invece come si chiama? Morta quindi. Ah, il nonno era morto. Sì. Ah, ho capito, era... E se aveva qui a solo fuori. A nonna Regina, insomma. Sì. Che... mi scusi, ma cosa fa? Cosa fa? Di un'altra di 8 a me ha detto sì. Mi spero... A me ha detto che era inglesi e cantava, era queste canzoni. Che canzone cantava? Che ti è venuto in mente? Che canzone cantava? Ma che adesso la cosa si cantava le canzoni. Se che viene in mente, magari. Ben, se domanda che canzone vede che erano, no, ma non mi ricordo, non mi viene in mente, dopo le mi viene l'ore, ma... Niente, guarda. Cantava, era canzone che cantavi normalmente anche a casa qua. C'era così, canzone da ragazzi, così. Sì, saltate canzoni, ma proprio perché i vecchi dirò, se mi direte guarda che lei c'è. Niente, non viene in mente il nome, non importa. Non viene in mente al momento, no. E ora adesso passiamo a Teglio.
Telio che c'era visto sulla carta geografica il sogno delle Sine al confine. Ecco, ma chi è che diceva che l'acqua era pesante? Qui del paese? E loro stessi dicevano che era... Ma però sua amica che faceva il forno non aveva il gozzo. No, perché ella mangiava e beveva bene. Gli aveva... Penso che sia per quello, secondo me. Gli aveva il forno, gli aveva la famiglia che li bevevano acqua. Ma voglio dire, ora più che l'acqua, penso che sia stato il magnar che faceva... Il magnar, oddio, ma l'acqua proprio era pesante, l'acqua. Lo dicevano loro stessi, lo dicevano. Sì, ma sai, non aveva tanti cosa, e cioè si ma che verdi, l'acqua si fa loro. E ora che mi viene manco che si poteva. Ieri era piuttosto... Si comprava latte, ma non si beveva tanta acqua, perché c'aveva anche paura, no, in vita. Così. Insomma, mi viene una roba di salami, carne da aver 86. Poco mangiavi, cosa mangiavi ora? Cosa si mangiava? Si faceva pulita e allora si comprava il latte, pulita brustolata, mattina, sera, e roba insalata, solo mangiava da profughi. Da profughi? Ma vi trattavi anche da profughi o cosa? No, ma beh, lei mi voleva bene tutti, sapevano che sei. Non vi trattava mai? Sì, ma no, altri non si faceva per l'amor di Dio. Ho fatto andare su perché in montagna là andare a legni con i fascini sulle spalle, venire a e così, che una donnina benedetto. Ma gli aveva tutte le sue stradelle, se aveva anche paura, ma con lo stretto dei loro là. Venivano anche i ragazzi del popolo. Se no non si poteva andare, se aveva il permesso, che non avevano mandato qualcosa fuori da mangiare, se non avevano legni, allora che bisogna mi trovarle su. Stava andando. Sì, che era il permesso, perché era guardia inquinata su per là. Era vicino al confine? Sì. Noi siamo andati per là perché era un mesio, però ormai era in pensione, ma aveva fatto la guardia inquinata. Era il Dio... E mi ha chiamato Betty Giuseppe. Giuseppe Bellon, sì, Giuseppe Bellon. Era guardia di finanza in pensione. Sì. Ho capito, così insomma sti gosi. Maria Santissima. Che fastidio, facevano una certa... La camisa, la camisa, quel bottone qua, dopo veniva fuori sul costo. Veniva fuori da fora del bottone o da sotto? No, qua è il bottone della camisa, e dopo gli altri spazio che veniva fuori il costo qua. Ma così, te che veniva fuori, dove veniva fuori? Dopo il bottone. Più alto qua? No, più basso. Tu hai bottonato il primo bottone. E dopo qua dal collo, gli aveva tutto a fare. Qua sotto? Là, veniva fuori dalla camisa. Come la patata? Se vedeva, sì, di chiave, sì. Ma come che affari è? E l'acqua pesante, si vede che il mangiare non era tansione su per l'acqua, si sarebbe per schiavare a mangiare, e allora tutto un assieme, perché aveva il sangue nella stanta fidevole, era che veniva pure che mi spierila. E allora madre si beveva tutta. Ho capito. Non si aveva tanti pranzi da bere tanto. E qua, quando che a me diceva che ritornando a Covolo con l'acqua, ritorna sul Brentella. Sì. Ma è per lavare la biancheria dove andavi? A risentarla? Là su Brentella. Tutto su Brentella. E dopo bevi anche l'acqua, tutto? Tutto là, se aveva fatto i nostri lavei, se cammina in ghiletto, il lavei. Se lo metteva là perché aveva pareggiato il posto in modo che se da buttare dentro era tutto ciò. Come che chiamavi il lampor là? L'acqua della Brentella? Sì, no, ma per esempio, per mettersi a presentare, come si chiamava? Il lavei. Il lavei? Non lampor, ma ti chiamiamo lampor dalle nostre parti. No, anche il lavei. Vabbè, ho capito. Vabbè, là insomma, quindi era una vita abbastanza durita? No, abbastanza. E pensare quando sono andata a lavorare 12 anni, no, quei scarpe, quei gallosetti, quei giorni sotto. Sempre quei gallosetti. Altro che adesso. Adesso con massa il 20. Ma i gallosetti erano chiuse? Sì, non zoccoli, chiuse? No, le gallosetti, sì, perché io mi portai a scuola con i gallosetti. E dopo andare a lavorare qui sto qui per dare in dialetto, qui sto qui. Che classe aveva fatto a scuola? Terza. Terza elementare. Aveva fatto la quarta, aveva cominciato la quarta andare a Congo, prima andare a Levada che era tutto il comune di Unio, quella roba là. E morto mio papà, mi ha toccato questa casa e basta, ho fatto la terza elementare. Ho capito. Ma quanto fondo sia sta Brenteone qua? Quanto fondo sarà? Parliamo, 2 metri? No.
qua le fonda. Dopo qua è bella. Ma la mola piena, la mola. mettete i piedi per terra, poi era in acqua, si ricordi? Lì. Che volta, che cascate. Ma dentro l'acqua la mia fatto si tagliata, la mia tagliata, non vedi? E basta. E dopo sono le perché se vede il signor ma voleva, mi sono rampigata su per le roe e era la rete là, per roe e rete mi era tipo di trovarmi la mano. Da quanto che si deve tira e sono campata a le mani, mi appesta e dopo mi tira su. Così è bene. Ma ecco, le fai storie. Non esiste storie, ma in mano dopo come l'hai fatto? È la piena di spin. È tutta piena di spin, mi tira su tutta che poi era mera cosetta di stipata che è vita che era nata in Sovranteglia, che era nata in Sovranteglia e veniva dopo per vedere se mi aveva salvato. Insomma che mi tira su. Tutto insanguinato? Perché sarei una morta. Ma lei buttata dentro acqua? Lei bevuto acqua? No, neanche. Ma sono restata un galea così. È così? E ora non sei stanco. Bene. Ecco, mi stai a dire che quando a volte è altra cosa che non le imita dei fin cristiani è il terrore da lavarsi, da metterla entro sulla vestita a fare il bagno. Ma io dopo chi la metteva? No, dopo che il pianeta avevo un cavallo spinto in piano, ma mi ero mai in avete fatata che non capivo più. Una bella avventura che ha passato. Ecco cane, insomma è proprio vera che non si muore con insomma, mi ricordo che sarebbe tanto da parlare, ma mi gioco ne ferme alla guerra, quello che mi sembra il compito della guerra mondiale. Sì. E ora mi sarei a posto e non posso che ringraziarla per non... ma che